Grazie della fiducia che avete inteso riporre in me, grazie anche a chi questa fiducia ha ritenuto di non doverla riporre, farò in modo che nel tempo che trascorreremo insieme farò in modo di farvi ricredere e di rendermi meritorio anche di chi in questo momento non ha voluto scommettere su di me. Grazie a tutti, cominciamo questa. Grazie ai commissari, grazie al commissario Chiaretti che ho avuto il piacere e l'onore di avere al fianco nella qualità di presidente Giacomo per tanto tempo, grazie al commissario D'Amore che ci consegna una Camera di Commercio così in buona salute, in modo che... Leonardo, sarò veloce perché tu con i centesimi so che c'è parecchio da fare. Quindi grazie per questa bella sfida. Noi andiamo a unificare questi due territori che hanno tante peculiarità, tante similitudini, ma anche tante diversità che vanno esaltati. Io credo che noi si debba cogliere una volta per tutte questo momento, questa sfida come effettivamente un'opportunità, non è una iattura il fatto di aver unito le due Camere di Commercio. Diventiamo la seconda Camera di Commercio di Puglia, abbiamo la possibilità di operare con 2 mari, abbiamo 2 aeroporti, 3 mari? Mar piccolo, mar grande, sì, lo Ionio dell'Adriatico intendevo io un po' più allargato, dobbiamo cominciare a pensare un po' più in grande. Usciamo un attimo da una logica di campanile che per carità in questo lungo percorso ci ha visto anche in alcuni momenti contrapposti. Diciamocela tutta, probabilmente all'origine ognuno di noi avrebbe anche gradito in qualche modo rimanere tranquillamente a casa propria. Io, dovendo affrontare questo percorso insieme a voi, mi sono fatto un'analisi un po' più approfondita e vi posso assicurare che sarà, a mio avviso, una grande opportunità quella che ci accingiamo a cogliere. La Camera che andiamo a costituire grazie al vostro contributo sarà una Camera in claim, mi piace annunciarlo adesso il claim davanti a tutti quanti. Il claim di questa Camera sarà contaminazione.